si stanno posizionando. Ringrazio a quelli che mi hanno dato la spinta per stare sul Pagliaro. Si partecipa a questa manifestazione? Perché si corre, ci si arrampica sul Pagliaro per prendere la croce? Si prende 3 premi, non lo so, si vince un premio, non lo so. È una tradizione! È una tradizione che facevano tanti anni fa. Finita, abbiamo qua il vincitore che abbiamo intuito si chiama Pasquale, da come la incitavano. Va bene, Pasquale Allia. E basta, io ringrazio tutti che ho vinto questo premio. Dicono che non l'ho vinto io, però l'ho vinto prima io, però non si fa niente uguale. Ringrazio a quelli che mi hanno dato la spinta per stare sul Pagliaro. Ok, grazie. Aspetti, non scappi! Non scappi! Allora, è la prima volta che partecipa No, la seconda volta che me lo porto. È la seconda volta che vinci? È la seconda volta che vinco. Ma perché si partecipa a questa manifestazione? Perché si corre, ci si arrampica sul Pagliaro per prendere la croce? Si prende 3 premi, non lo so, si vince un premio, non lo so. È una tradizione! È una tradizione che facevano tanti anni fa. Anche un significato, un valore simbolico per lei? Sì, un bel valore di tanti anni fa, no di ora. È faticoso però, insomma. È emozionato, ma scusi, è vinto! È emozionato lui! È pericoloso! Certo, è un pochettino pericoloso, no? Si è mai fatto male qualcuno? Sì, un ragazzo si è rotto la gamba. Ah beh, allora è andata bene stavolta. Quest'otto è andato troppo bene. Va bene, la ringrazio. Allora, il prossimo anno ritornerà di nuovo ad arrampicare? Va a colpire ancora, colpisca ancora, alla faccia Lucianeddu. No, sempre! Allora. E allora, lei anche ha partecipato, il suo nome? Passeri Vincenzo. E allora, come si è classificato? Perché esiste anche una classificazione, giusto? Terzo. Terzo. Era la prima volta che partecipava, anche lei è un veterano? No, 5 anni, sempre, partecipo sempre. Quindi è una tradizione che si rinnova sempre? Sempre. Ma come nasce la passione per partecipare, arrampicarsi, rischiare di farsi male addirittura? No, è bellissimo, io devo dire a lui che lui è il il signor Basile. Anche il signor Basile. Allora, signor Basile, mi dicono che lei forse è il più temerario di tutti. Più grandi di che cosa? È il più temerario di tutti, non ha paura, si arrampica senza niente. No, non ho paura di niente. la gruppo in Canari. È faticoso. Lo stesso, importante partecipare. Come si è classificato? Io Quarto. Quarto, vabbè, su 14 è un buon risultato. No, il terzo è lui. Io il quarto. Allora, ho visto che comunque la gente partecipa molto, vi aiuta anche una volta che state per arrampicare? Sì, sempre. Si può fare, insomma? Ci sono 3 persone, ognuno di noi che partecipiamo. E poi in più le persone sotto possono aiutarvi a salire? Sì, 3 persone. Ma in questo caso, per esempio, ho visto che si è creata una disputa su chi avesse preso effettivamente la croce sul Pagliaro. Uno la deve prendere. Come si decide? È a foto finish? No, chi è più bravo? C'è pure il fratello Chi è più bravo? Stavolta è stato lui.